Focus, in casa finisce Venezia Mestre, andiamo a conoscere due dei giovani talenti dei Lagunari che fanno sia parte dell'Under 19 che della prima squadra, entrambe ovviamente allenate da mister Gigi Pagana. Comincio con Simone Patrizio Ciao a tutti, sono Simone Patrizio. e Samuele Cecconi. Ciao a tutti ragazzi. Signori, allora, la prima cosa che mi viene da chiedervi è la vostra stagione, ok? Io immagino che di allenamenti nella prima parte dell'anno ne abbiate fatti tanti, sto campionato che parte, non parte, poi alla fine parte. E quindi come ci siete arrivati all'inizio del campionato Under 19 tra allenamenti e prima squadra? Lo chiedo a entrambi e comincio con Simone. Allora, per noi due in particolare è stato, diciamo, un anno un po' difficile, visto l'infortunio che ci è capitato l'anno scorso. Quindi abbiamo iniziato con una preparazione fin ad agosto praticamente, e che successivamente ci siamo integrati con il gruppo verso gennaio circa. E l'inizio del campionato purtroppo è iniziato a febbraio, e con tutti i problemi che ci sono stati legati al Covid. È stato un anno particolare questo qua. E fortunatamente il campionato è iniziato e, e noi ci siamo integrati abbastanza bene nel gruppo. Subito a partire abbiamo saltato le prime due partite, la prima e la seconda partita, e successivamente ci siamo integrati benissimo con il gruppo e adesso tuttora sta andando bene. Simo, rimango un attimo su di te, poi la domanda la passo anche a Samuele. L'infortunio, come Mhm. state? Come ti senti tu in particolare? Fisicamente ti dico bene, perché comunque, vabbè, a parte i doloretti che ci sono sempre e purtroppo andranno avanti per un bel periodo, però mi sento bene. Ti dico la verità, con il gruppo benissimo, siamo rientrati abbastanza bene, primi gol, prime convocazioni, quindi sono molto contento. Samu, stessa cosa. Che stagione è per te? Come stai? E come la stai vivendo? Ecco. Allora, anche io come Simo sono appena rientrato, appena da qualche mese rientrato da un infortunio che mi ha tenuto fuori più di un anno, però tutto sommato sto bene sia a livello fisico che a livello mentale, sono abbastanza determinato a raggiungere gli obiettivi che mi sono predisposto ad inizio stagione. E con il gruppo sì, ci troviamo bene, ci siamo trovati bene fin da subito e è un campionato un po' complicato per il fatto che comunque è stato iniziato in ritardo e anche noi con la preparazione siamo un pochino indietro rispetto agli altri, però tutto sommato tutto bene. Adesso stiamo finendo di prepararci al meglio per affrontare appunto le ultime partite e quelle più decisive nel miglior modo possibile. Però sì, tutto sommato stiamo bene e sono appunto arrivate le prime convocazioni anche in prima squadra e quindi sì, dai, siamo contenti e tutto bene. Samu, la prima squadra, che cosa è significato per te leggere il tuo nome nell'elenco dei convocati? E come te l'hanno detto? Cioè, non so come possa funzionare. Ti ha chiamato qualcuno? Cioè, avete il gruppo? Hai visto No, il in post su realtà Instagram? No, in realtà allora questa qua è la mia prima convocazione in una gara ufficiale appunto, in Serie A2, appunto con la prima squadra. E no, nessuno mi ha chiamato, però la convocazione era un po' nell'aria, in senso che già l'anno scorso, 2 anni fa, se non fosse stato per l'infortunio, probabilmente sarei riuscito a strappare qualche convocazione al mister, però purtroppo appunto per l'infortunio ho dovuto fermarmi. E questa partita è stata l'occasione appunto per arrivare alla convocazione e ho letto il mio nome in spogliatoio mentre ero appunto con Simo ieri sera e sì, è stata una bella emozione perché comunque
un obiettivo che mi ero predisposto già da anni, a cui volevo arrivare, e finalmente sono riuscito a raggiungerlo, quindi sono contento e spero di dare il mio contributo. Sì, ma la stessa cosa. Tu in prima squadra ti chiedo se c'eri già stato, se avevi già avuto modo di essere convocato e di esordire e che cosa significa per te dopo l'infortunio tornare a calcare un campo di Serie A2. Ok, allora in prima squadra sì, ho già fatto qualche presenza, già a partire dalla Serie B. E ho esordito l'anno scorso in A2 appunto e ho fatto un paio di partite e sono riuscito anche a fare il primo gol, quindi sono molto contento. Dopo l'infortunio sicuramente è tutta un'altra cosa, perché comunque è quasi un nuovo inizio alla fine. E ho fatto la prima convocazione contro l'L84 dove sono entrato proprio un paio di secondi, però comunque sempre un'emozione unica. E la prossima partita è l'ultima di campionato, quindi è decisiva e cercheremo di dare il massimo e cercheremo di aiutare i compagni e la squadra. Da quando vi siete dovuti fermare, meglio questo lo chiedo più a te che la prima squadra l'avevi assaggiata un po' di più, da quando ti sei dovuto fermare adesso, che prima squadra hai lasciato e che prima squadra invece hai ritrovato per te che sei un giovane? Ok, allora l'anno scorso era un nuovo inizio, perché comunque primo anno in Serie A2 cambi categoria, c'è il salto di categoria e i ritmi sono più alti, quindi è molto complicato. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare, dove non abbiamo trovato forse la giusta determinazione, la giusta mentalità, però comunque siamo riusciti a salvarci e quest'anno, devo dire la verità, l'abbiamo affrontata veramente bene e abbiamo portato a casa un paio di vittorie. Però sicuramente è proprio la mentalità che ha fatto la differenza quest'anno. Sono d'accordissimo con te, quest'anno si è visto proprio un altro tipo di squadra da tutti i punti di vista. Samu, la stessa cosa la chiedo a te, però voglio chiederti quello che speri sia il tuo domani in prima squadra e quello che è stato il tuo percorso per arrivare in prima squadra, cioè è stata una cosa piano piano o hai un po' bruciato le tappe? Allora, in realtà io già 2 anni fa, sono 2 anni fa, sì, sono tornato dal calcio perché ho fatto 2 anni, 2 anni a calcio 11, e contro ogni pronostico sono riuscito a ricavarmi il mio spazio e anche a ricavare appunto a raggiungere le convocazioni sia in nazionale che in under 19 da sottocategoria, quindi sono stato contento e da quell'anno sono riuscito ad assaggiare un po' cos'era l'ambiente prima squadra e l'ambiente under 19, quindi un ambiente molto più intenso rispetto all'under 17 del tempo. E quindi sì, non è stato buttato là, diciamo, è stato comunque un percorso graduale, anche se appunto mi hanno fatto assaggiare l'ambiente prematuramente, però sì, è stato molto graduale. Adesso rispetto all'anno scorso, io purtroppo non sono riuscito ad ottenere la convocazione in prima squadra, però a livello di allenamenti posso dire che comunque quest'anno si vede il salto di qualità a livello della mentalità, perché secondo me anche nell'ambito dell'allenamento c'è molta più determinazione, molta più intensità nel gioco e molta più voglia di dimostrare, di vincere e di ottenere i risultati. Quindi sono contento, sono riuscito subito a prendere anche io questa mentalità e quindi speriamo continui così anche per i prossimi anni, che probabilmente saranno decisivi anche per noi più giovani, diciamo, perché comunque avremo occasioni in più per dimostrare quello che vogliamo in prima squadra. Samu, Under 19, il campionato sta andando bene, Coppa ha superato il turno, senti tra virgolette, il peso di scendere in campo con una squadra che quando va in campo, soprattutto a livello giovanile,
quasi sempre è sinonimo di vittorie, belle prestazioni, un nome importante. Allora, il nome sì della Fenice a livello giovanile non è non siamo gli ultimi arrivati, ecco. E a livello di pressione, sì, appunto di pressione, sinceramente sì, c'è un po' di pressione, ma non a livelli estremi, quindi riesco a gestirla bene, perché comunque io riesco a gestire bene la pressione sia a livello calcistico che in generale. I risultati Ottimo. devono arrivare perché comunque dire la Fenice è un'ottima squadra a livello giovanile può voler dire tutto e niente, quindi bisogna dimostrarlo in campo. Perciò noi scendiamo in campo con l'intento di dimostrare quello che dicono di noi e quello che dobbiamo valere e quindi alla fin fine il campo parla per noi. Bravissimo, giustissimo. Simo, questo campionato che state affrontando lo senti un po' una preparazione in vista di quelle che poi saranno i playoff, le eventuali finali di Coppa, questo mini campionato che c'è stato, come lo avete vissuto, come l'avete affrontato? Allora, è un campionato particolare perché essendoci poche squadre devi subito dare il massimo, proprio come se fossero come se fossi già le Final Eight, diciamo, tutte partite secche e dove devi dare il massimo. Sì, sicuramente sono una preparazione perché comunque devi affrontarle con la mentalità giusta, proprio in preparazione per quelle gare proprio secche future che valgono, diciamo, in poche parole. Simo, la domanda così un po' a bruciapelo, l'Antenor è più forte di voi? alla gara che abbiamo perso l'hanno approcciato veramente bene. Eh, alla domanda non rispondo. Vediamo come procede, dai. Ci faremo vedere sul campo. Stessa domanda a Samuele, questo campionato poi vi prepara a partite più importanti, però l'Antenore, squadra a squadra, che cosa avete sbagliato in quella partita là? Allora, a mio parere abbiamo sbagliato l'approccio alla gara, cioè siamo entrati in campo ripensando alla partita di andata che comunque era stata finita in pareggio, un pareggio però da quanto ricordo, io non c'ero, però da quanto mi hanno raccontato è stato un pareggio un po' non meritato, in senso abbiamo preso 2 gol gli ultimi minuti e quindi secondo me siamo entrati in campo con un approccio molto superficiale. E, purtroppo si sbaglia, però di certo non siamo qui a rimpiangere, siamo pronti invece a dimostrare quello che valiamo e secondo me il campo parlerà per noi, parlerà per l'Antenor e si vedrà in futuro. Sono d'accordissimo con te. L'ultima domanda, ragazzi, gli obiettivi per questa stagione, la Fenice per quanto riguarda l'Under 19 è impegnata in 2 competizioni, quali sono i vostri obiettivi? Allora, sinceramente, 2 anni fa c'è stata una finale di Coppa Italia contro la Roma, penso ce la ricordiamo tutti, che mi è rimasto un po' qua, sinceramente. Quindi io come obiettivo mi sono predisposto a inizio stagione di ritornare a giocare una finale di Coppa Italia per vincerla e non per giocare per fare la stessa fine di 2 anni fa. Quindi io spero e proverò con tutte le mie forze ad ottenere l'obiettivo che mi sono predisposto. Mentre per il campionato, sì, c'è una bella ambizione, l'ambizione sarebbe quella di vincere. E, non si può vincere tutto, ovviamente, però il nostro obiettivo è questo. Vedremo come riusciremo ad affrontare anche le gare secche, le fasi di eliminazione diretta, però gli obiettivi sono ambiziosi, sono forti e proveremo a raggiungerli. Simo, la stessa domanda, quali sono i vostri obiettivi?
Come obiettivo principale, diciamo, arrivare più in fondo possibile, sicuramente, e sia per quanto riguarda la società, per il nome della società, ma anche personalmente per noi ragazzi, per noi, per lo staff, per tutti, per gli allenamenti che facciamo, tutta l'intensità che mettiamo in allenamento, tutto l'impegno, il sacrificio, quindi spero di poter arrivare il più in fondo possibile, sinceramente. Ragazzi, vi ringrazio tanto per essere stati con me in questa puntata. In bocca al lupo per domani, Repi, perché so che per entrambi conta tanto. Grazie. Repi, grazie a te.